Allora, negli ultimi anni, dopo essersi dimesso da magistrato, si è dedicato all'educazione alla legalità e al rispetto delle regole. Da dove nasce questa forte vocazione? Beh, non è una vocazione, è una constatazione. Io sono stato in magistratura oltre 33 anni e progressivamente mi sono accorto che perché possa funzionare la giustizia è necessario fare qualcosa prima delle aule del tribunale, dei giudici, eccetera, dei pubblici ministeri e così via. È proprio necessario che i cittadini capiscano quanto è importante rispettare queste regole, le regole che arrivano dalla Costituzione, quelle che ci mettono sullo stesso piano, che danno a tutti la stessa libertà e conseguentemente a tutti anche gli stessi doveri. E allora mi sono dimesso dalla magistratura e ho cominciato a fare questo. In uno dei suoi ultimi libri spiega la Costituzione ai bambini. In quale termine è possibile affrontare questo tema in modo comprensibile per loro? Usando un linguaggio che arrivi a loro. Bisogna adattare le proprie parole alla capacità di percepire il significato da parte loro, bisogna anche immergersi nella loro vita, quindi gli esempi devono essere degli esempi tratti dalla loro quotidianità, bisogna insomma essere comprensibili. Potrebbe essere un metodo funzionale anche per gli adulti recidivi? Beh sì, io faccio anche degli incontri con gli adulti, ne faccio tanti, ne faccio un centinaio all'anno, con i ragazzi ne faccio più di 300, con gli adulti un centinaio, vado anche in carcere a parlare di legalità con i detenuti, è necessario sempre parlare in modo da essere capiti. Secondo lei la nostra Costituzione è ancora attuale o sono da apportare delle modifiche al testo? Io credo che qualche modifica marginale debba essere fatta, debba anche essere fatta. Per esempio sarebbe il caso secondo me che la Costituzione parlasse direttamente di come si acquista la cittadinanza. Secondo me non è in linea con il pensiero complessivo della Costituzione che chi nasce in Italia debba aspettare 18 anni per diventare cittadino se i suoi genitori non sono italiani. Ci sarebbero delle modifiche da fare a proposito per esempio come si fanno del sistema per fare le leggi. Forse il sistema bicamerale perfetto è un sistema un po' troppo difficile da seguire per avere anche tempestività, però l'impianto generale della Costituzione è proprio quello che ci vuole. Lei si è occupato di casi giudiziari fondamentali negli anni 80-90 per la storia e anche la politica italiana. Adesso molti affermano che si stiano riproponendo gli stessi presupposti. È realtà oppure solo un'enfatizzazione? La mia impressione è che non sia cambiato molto rispetto al passato. Mentre quando investigavamo e esercitavamo l'azione penale, che vuol dire, attenzione, accertare la responsabilità delle persone in ordine a reati, allora le prove emergevano con estrema chiarezza e io posso dire che allora la corruzione era un sistema. Oggi non faccio più quel lavoro, quindi è un pochino più difficile avere la stessa sicurezza. Però guardando al fatto che nulla o quasi nulla è cambiato per rendere più difficile la corruzione e più facile la sua scoperta, quasi nulla è cambiato per accompagnare i cittadini verso un atteggiamento di contrasto alla corruzione. Se guardiamo a quante volte emergono notizie secondo le quali sarebbero stati compiuti atti di corruzione, se guardiamo alle ricerche che sono svolte in campo internazionale sullo stato della corruzione in Italia, la mia impressione è che sia cambiato proprio poco. Che posizione occupano oggi nella società italiana associazioni come le logge massoniche, che sono ancora eredità di un passato in cui la società era puramente gerarchica e verticale, come argomento di cui lei parla spesso? Sono diciamo in via di estinzione, oppure che ruolo? La P2, che è quella loggia su cui
ho investigato insieme a Giuliano Turone, un altro collega con cui lavoravo. Era un caso del tutto particolare, nel senso che si trattava di una loggia deviata. Io non mi sono interessato della massoneria in senso proprio, in senso stretto. Io credo che in linea di massima il segreto non giovi ovviamente alla trasparenza dei rapporti e quindi non giova alla esatta attuazione dei principi della Costituzione, però devono essere fatte delle grandissime differenze tra l'una cosa, la massoneria diciamo così regolare, e quella deviata. Non saprei dirle se oggi esistono delle organizzazioni segrete aventi lo spessore della P2, quindi faccio fatica a rispondere alla domanda. Il rapporto politica-giustizia è un argomento sempre attuale, Sì. perché sembra che le discriminazioni per colore politico siano continue. È davvero così o è solo, diciamo... Secondo me, per rispondere a questa domanda bisognerebbe che lei andasse a leggere le sentenze, perché noi stiamo sempre in superficie, noi ci facciamo delle opinioni che non sono confortate dagli elementi di fatto. Quindi io proprio credo che sia opportuno che non risponda a questa domanda, ma che invece la inviti ad andare a leggere le sentenze, perché vede, i giudici motivano le decisioni che prendono. E allora leggendo le sentenze si può vedere se sono state fatte discriminazioni oppure no. Ecco, il ruolo dell'informazione anche nella giustizia spesso risulta invadente. Per esempio è stato l'altro ieri pubblicato l'intero fascicolo del caso Ruby e quant'altro. È cioè l'informazione si rivela più utile o invadente? Il principio generale è che i processi si fanno perché, oltre che perché le persone che hanno commesso dei reati subiscono poi le conseguenze tipiche della trasgressione, anche perché i cittadini siano informati. Poi semmai si tratta di vedere quale debba essere la tempistica di questa informazione. Secondo il codice di procedura penale il principio generale è che le notizie possono essere pubbliche nel momento in cui arrivano a conoscenza del destinatario, salvo che l'autorità giudiziaria le segreti. Allora cosa succede di fatto? Succede che qualche volta le notizie sono pubblicate un pochino prima e questo non dovrebbe essere. Però nel momento in cui le notizie possono essere pubblicate, allora secondo me è esattamente compito dell'informazione fare sì che queste notizie dai cittadini siano conosciute. Ok, per concludere, come possono i giovani mantenere la loro motivazione nel percorrere la strada della legalità quando invece nella realtà dei fatti si trovano di fronte molto spesso a casi di illegalità e di corruzione oppure di altri reati? Avere fiducia che attraverso il proprio comportamento personale le cose possono cambiare, avere fiducia sul fatto che si conta. In una democrazia le persone contano veramente, solo che per contare devono impegnarsi e allora avere fiducia in se stessi e però avere voglia di impegnarsi. Ok, grazie mille.